Come si guarda una città? Da dove? Esiste sempre un punto di vista. Appare nel tempo e accompagna la storia di un luogo da quando quel luogo comincia ad avere una storia. Prima una città è solo un luogo circondato da mura, un perimetro da opporre alla natura circostante, un insieme di case. Fisionomie vaghe, profili fantastici, buoni per ogni circostanza. Bisogna prima costruire la città, darle un'anima, una forma. Poi si comincia a guardarla, si trova un punto da cui guardarla. Quando salivamo sui colli, e Guido Piovene, vedevamo Vicenza disegnata in forma di uno scorpione un po' piegato su se stesso e con le branche aperte verso l'Oriente. La stessa cosa aveva scritto all'inizio del XVII secolo Silvestro Castellini. Ora la città è cresciuta, quella forma non si vede più. E anche prima si poteva vederla solo dai colli, dal Monte Berico così vicino alle mura. Il primo sguardo moderno sulla città è dall'alto. Quando alla fine del Medioevo comincia ad essere richiesto un punto di vista, i vicentini lo scoprono qui. I pittori dipingono Vicenza da qui. Questo avviene per ragioni religiose e per motivi più visivi, pittorici. Dalle pendici di Monte Berico, infatti, si può pensare di guardare la città con lo stesso sguardo della Vergine che era apparsa sul monte nel 1426 per salvare Vicenza dalla peste. Da lì, del resto, la vista fa rimanere a bocca aperta, scrive Goethe, così come altri viaggiatori settecenteschi prima di lui, il conte di Caylus, l'abate Richard. Non esiste insomma un punto migliore da cui vedere e mostrare le antiche torri, i campanili, l'enorme carena rovesciata del Palazzo della Ragione. Dagli inizi dell'età moderna sino a oggi, pellegrini, pittori, viaggiatori non hanno smesso di guardare di lì la città. Cosa vedono? Cosa hanno visto da lì i loro occhi? Risponde per tutti Guglielmo, l'architetto inglese protagonista del Forestiere istruito, una fortunata guida alla città del 1761. Hanno visto la veduta della città e quella gran pianura seminata, dirò così, di chiese, di palazzi e di case, fino alle falde delle montagne. Parlando di Vicenza, si finisce sempre col tornare sull'architettura, aveva scritto qualche anno prima Charles de Barros. È per questo che si viene a Vicenza, per ammirare le sue architetture, a partire da quelle palladiane. Francesco Zuccarelli dipinge a Londra per un turista esigente una veduta ideale della città. Al centro della scena, sulle pendici di Monte Berico, compaiono il grande architetto inglese Inigo Jones e il suo protettore, a discutere con Palladio, a scambiarsi progetti. Per il solo fatto di venire da Vicenza, quei progetti meritano rispetto. I vicentini ne sono coscienti. Dalla prima metà del XVIII secolo l'architettura è una sorta di logo esplicito, un definitivo marchio di qualità. Ne avevano colto però l'importanza almeno un paio di secoli prima. La bellissima pianta angelica del 1580 permette a Vicenza di essere inserita tra le più importanti città d'Italia nella galleria delle carte geografiche del Vaticano, ma è anche la testimonianza di un tessuto urbano di qualità crescente. Per Giorgio Vasari, i soli edifici palladiani possono bastare a fare una città onoratissima e un bellissimo contado. Anche le vedute urbane si susseguono e presentano sempre nuovi punti di vista. Vicenza sa di potersi mostrare. L'architettura è dunque la protagonista. Un'architettura che vanta dal XV almeno 5 secoli di esiti altissimi, dove il nuovo si aggiunge a ciò che precede, senza soluzione di continuità. Così Vicenza è diventata la città dei palazzi. Tempestata di palazzi, scrive Hofmannsthal quando la percorre nel 1903. Per celebrare la visita di Papa Pio VI, nel 1782, una lapide parla di claram edificiis urbem, di un luogo famoso per i suoi edifici.
un luogo che è un museo a cielo aperto di architetture, e le prospettive del Teatro Olimpico sembrano sintetizzarle tutte. Quando le vede, Papa Pio di Roma avvezzo a tante belle cose, a sì magnifica scoperta restò lì proprio con la bocca aperta. Jérôme de Lalande invita a Vicenza tutti i giovani architetti d'Europa. Dovrebbero soggiornare in questa città per studiarvi la purezza dello stile e la perfezione delle proporzioni. Anche prima di Palladio è così. Un viaggiatore marchigiano descrive a lungo nel 1525 una Vicenza in stil superbo. L'ultimo tratto della stagione gotica vede sorgere edifici che non sono secondi neppure a quelli coevi veneziani. Superbi palazzi istoriati, con facciate fiammeggianti di fino oro, ricchi di rilievi e di pitture. Numerosi come le casate nobiliari, il cui elenco occupa per intero oltre 2 ottave nelle pagine di Dragonzino da Fano. Decorati con affreschi vivaci, reggono bene il confronto con le grandi chiese, Santa Corona scrigno di pitture, il Duomo che alza l'altiera fronte con marmi rossi e bianchi che sembrano formare rose, una città a colori. È un'architettura, quella dei privati, che supera addirittura le sedi dei pubblici poteri, come ci mostra una pur ingenua mappa del 1481. La città ha conosciuto solo per brevissimi tratti della sua vicenda una vera autonomia politica. Le élite nobiliari non la governano e forse per questo vogliono risarcirsi con casi da sovrani. Andrea Palladio ha colto bene questo aspetto. All'inizio del suo trattato scrive che Vicenza non è grande ma ricca, che i committenti hanno l'ambizione di abbandonare l'invecchiata usanza di fabbricare senza grazia e senza bellezza alcuna per seguire quella usanza nuova che Andrea propone. Gli oltre 10 palazzi che l'architetto realizza nel centro storico, peraltro senza completarne alcuno, sono tutte invenzioni diverse. Andrea insiste molte volte su questo termine. Ogni nobile committente ha diritto al suo sogno di pietra e di mattoni, a qualche cosa che corrisponda a esigenze specifiche e a una fisionomia irripetibile. Egli è riuscito a dare loro, osserva Goethe, una grande idea di se stessi. Ha saputo far sentire loro la magnificenza di una vita grande. Rispetto alla città gotica precedente è questa la grande svolta. Dopo la